Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City, una nuova puntata sempre qui con Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, ciao a tutti. Allora, oggi andiamo a parlare di un caso, diciamo un caso filmografico, è uscito già da qualche settimana nelle sale. Stiamo parlando di Gli ospiti di Svevo Moltrasio. Probabilmente molti di voi lo conoscono perché Svevo Moltrasio viene dal web, anche se la sua formazione come regista con studi solidi al DAMS, poi ce lo racconterà, però in realtà è passato in qualche modo alla celebrità nel web con la serie Ritals, una storia di un gruppo di italiani che vivono a Parigi. Quindi oggi andiamo a intervistare sia lui, Svevo Moltrasio, che il musicista degli ospiti, ovvero Luca Geiger, e ci parleranno un po' del loro film. Tu Massimo? Allora, Svevo Moltrasio è proprio un caso web, come tu l'hai già ben descritto, con questa serie Ritals, che tra l'altro è un modo dispregiativo per chiamare gli italiani in Francia. Vi consigliamo di vederla, ormai è conclusa da tempo, vi trovate sul web, guardatela perché c'è da sbellicarsi da ridere, veramente. Un personaggio incredibile che ha tra l'altro ora fatto, diciamo, un eclatante richiamo al cinema con questo film autoprodottosi, con tra l'altro l'aiuto del crowdfunding, che non è cosa da poco, anche grazie alla fama ottenuta sul web. Vi racconto un po' la trama di questo film di Svevo. Cioè ragazzi, oggi abbiamo dei nomi che non abbiamo mai avuto nelle nostre puntate su Soundtrack City, devo dire, perché fa il regista che è il compositore Svevo Moltrasio e Luca Geiger. C'è uno spettacolo di nomi e cognomi. Allora, Gli ospiti è un film comico drammatico, abbastanza sui generis, e racconta di questo gruppo di amici che si ritrova in un casale fuori Roma in un weekend e ne succedono di ogni. Ci sono tantissimi colpi di scena, soprattutto perché tutti quanti incominciano a litigare e questo litigio porterà a vari accadimenti. Quindi veramente una trama molto particolare, molto molto particolare. No, ripeto, è un caso più unico che raro. Uno, perché è anche un modello, voglio dire, di produzione completamente diverso, cioè che esce fuori dai canoni della distribuzione nostra tradizionale. Io l'ho visto in sala e devo anche dire di aver trovato la sala piena. Quello che so è che è uscito da Roma e adesso è approdato intanto a Milano, ma arriverà anche in altre città, quindi andatelo a vedere perché bisogna anche incoraggiarlo, questo tipo di produzione così diversa rispetto a quella tradizionale. E allora io direi di andarci a vedere questa intervista con Svevo Moltrasio e Luca Obu Geiger. Alla prossima. Ciao, buona visione. Salve a tutti, eccoci di nuovo qui a Soundtrack City. Li abbiamo introdotti in maniera adotta i due ospiti di oggi e a questo punto li facciamo entrare. Ecco qui, allora, Luca Obu Geiger, che è il musicista della colonna sonora degli ospiti, e poi qui abbiamo ovviamente Svevo Moltrasio, che è il regista, ma non solo, perché qui Svevo mi sembra di aver capito che di parti in commedia ne hai avute parecchie, se non vado errato. Sì, sono sceneggiatore, attore, montatore, produttore. Allora, Svevo, insomma, ne abbiamo già parlato prima, tutti quanti, chi naviga un attimo nel web, insomma, ricorda una delle sue serie, insomma, che secondo me hanno fatto storia, di quelle serie che secondo me tra un 10, 15, 20 anni saranno ricollegati a questo nostro periodo storico. Sto parlando di Rital. E peraltro, se ho ben capito, al periodo, diciamo, tuo parigino risale l'amicizia e la collaborazione con Luca, dico bene? Sì, esattamente, noi ci siamo conosciuti entrambi, nonostante venivamo insomma da Roma tutti e due del DAMS, abbiamo studiato al DAMS, però ci siamo conosciuti a Parigi e Luca, tra l'altro, anche lui ha partecipato alla serie Rital, soprattutto in qualità di
autore del jingle finale di tutti gli episodi, ma a volte anche con altre musiche che ci sono all'interno di diversi episodi, ma a volte anche con partecipazioni da Qualche attore. comparsata ho fatto anche, sì. Ah sì? No, siccome l'ho viste le puntate, quale? Quando? Ma non so, vabbè, se Svevo vuole parlarne, vabbè, io insomma... No, spesso ho era un po' rimosso quella- nascosto. Purtroppo ce n'è una in cui non sono Però nascosto. era molto bravo, va ricordato che eri molto bravo a scaccolarti nell'episodio Esatto, della veramente. pinta. Ma perché i musicisti con le dita sono, capisci, Esatto, la destrezza. No, però attenzione, no. Ha fatto anche una grande performance nell'episodio della terapia, in cui faceva uno di quelli, diciamo, in cura nella terapia di gruppo, che non a caso non parlava, si esprimeva solo con la chitarra. Che era un brano dei Ricchi e Poveri, se non sbaglio, avevamo rifatto lì. Sì, esatto. Mi ricordo quale, ma insomma sì. È finita se cominciamo a parlare di ritardo. Invece una cosa invece ve la chiedo, anzi la chiedo a Svevo in particolare. Da quanto ho letto delle interviste, insomma, e anche dai video che hai messo in rete a proposito del crowdfunding, di tutto quello, il lavoro propedeutico agli ospiti, tu hai anche detto che se avessi continuato nella linea di Ritalin, probabilmente avresti avuto strada più facile per quanto riguarda la produzione di un film. No, nel senso che se ti riferisci al film specifico, diciamo che ovviamente gran parte del pubblico mi identifica con quel prodotto lì, che era un prodotto estremamente comico e che aveva degli argomenti specifici che erano appunto l'espatrio, quindi diciamo molto pubblico che mi segue si ricorda di me, soprattutto in quelle vesti lì, anche comico, proprio il personaggio mio del romanaccio, quindi ovviamente anche quando ho cominciato a collaborare con le varie produzioni mi hanno sempre chiesto cose legate al Rital o comunque a quel genere lì, e invece il film prende una strada, si distacca completamente da quel genere, da quei presupposti, diciamo. Certo, intendevo proprio quello, nel senso che questo film non è esattamente una commedia, non è esattamente un dramma, è un film, insomma, che ha molte letture e sicuramente non rientra in uno scaffale, e questo non rientrare in una categoria ben precisa penso che a livello di distribuzione ti ha creato appunto forse dei problemi, che però sei riuscito a risolvere in altri modi. Risolvere fino a un certo punto, nel senso, in termini di produzione va detto che questo è un progetto che ho pensato e scritto sapendo che l'avrei girato in piena autonomia, con appunto un piccolo budget del crowdfunding, cioè devo dire non è una sceneggiatura che ho proposto alle produzioni, perché sapevo che non è un progetto che in Italia può riscontrare i favori delle produzioni. In termini distributivi uguale, ci ho provato, l'ho fatto vedere, nessuno l'ha voluto, quindi sto cercando di distribuirlo da solo. Mi sto togliendo le soddisfazioni, però certo è una gran fatica e comunque sei costretto a misurarti con un mercato ridotto, perché so io che devo chiamare i cinema e trovare il modo di farmi proiettare. Sì, ma come ti avevo chiesto poi nell'intervista di Colonne Sonore, te lo ripeto anche qui la domanda, pensi che questo possa essere quello tuo della distribuzione, un modello anche se faticoso, esportabile per altro cinema indipendente italiano? No, ma in realtà il cinema indipendente più o meno già si distribuisce così da tempo, cioè con proiezioni qua e là, cerchi di trovare un po' di spazio, è sempre stato così. La differenza che ho cercato di portare io è che sto evitando di fare le proiezioni singole così un po' nei cinema de sé, ma sto cercando di avere proprio una programmazione classica. Quello, diciamo, è un elemento nuovo in questa sorta di distribuzione indipendente. Diciamo che io parto però avvantaggiato dal fatto che, avendo insomma un seguito costruito negli anni sul web, ho la possibilità di riempire in parte per un tot di spettacoli le sale a prescindere, cosa che un prodotto indipendente che parte da zero difficilmente può fare. Quindi non so quanto sia ripetibile, cioè che partendo da zero senza niente, un seguito già acquisito alla base,
una programmazione di questo tipo è quasi impossibile metterla in atto. Certo può essere uno stimolo, come tanti ragazzi non stanno scrivendo e vengono al cinema a vederlo, è uno stimolo per provarci comunque a capire che si può anche provare a fare del cinema abbastanza di qualità senza per forza avere dietro produzioni milionarie e senza per forza avere accordi distributivi. Può essere una spinta, però certo non so quanto sia effettivamente ripetibile esattamente nelle stesse dinamiche. Finisco le domande che hanno a che fare, diciamo, con la parte, diciamo, produttiva, ma non solo in questo caso. Io ho visto che molto spesso il passaggio di tanti artisti che comunque si sono affermati nel web, il passaggio dal web al cinema o alle serie televisive non è sempre semplicissimo. Secondo te questo della, come posso dire, della presa che tu hai avuto sul web è un vantaggio o può essere anche uno svantaggio? Nel mio caso specifico è un vantaggio, nel senso che il web mi ha dato quella visibilità che altrimenti non avrei potuto avere e quindi questo tipo di progetto, per esempio, non avrei potuto fare. In generale va considerato che però di solito chi viene dal web sono generazioni più giovani che si sono formate sul web. Io vengo dal cinema, cioè io mi sono formato sul cinema e poi mi sono ritrovato casualmente sul web, quindi è un percorso diverso rispetto a tutti quelli che ad oggi hanno fatto il passo dal web alla televisione o al cinema. Sono di solito autori, artisti, comici, chiamate come vi pare, più giovani che sono nati col web, quindi è diverso. Io sono vecchio, insomma. No, in effetti sei strano pure su questo, in effetti, perché non sei esattamente l'età non sei uno youtuber poi alla fine, perché tu non è quella, non sai niente di tutto questo, eppure il web ti ha dato, voglio dire, la notorietà. Sì, in effetti Svevo, che nel frattempo ha cambiato inquadratura, come vedete, ma con un magico taglio non si è accorto nessuno della pausa. Dicevo, prima avete parlato tutte e due del DAMS. Quale DAMS? Quello storico di Bologna o No, quello di Roma 3? No, quello nostro, quello di Roma. Ok. Dunque, io sono rimasto veramente colpito dal tuo film, Svevo, perché... No, certamente no. Come il ministro San Giuliano che gli dissero se lui aveva visto, aveva letto il libro. No, assolutamente no. No, l'ho visto, ti dico anche dove, a Lux di Roma. Vabbè, però ce l'ho pure vicino casa io, peraltro. Devo dire invece io sono rimasto colpito dal fatto che questa è una produzione italiana che tutti quanti sanno che non è cioè low budget, sembra offensivo, ma invece no, secondo me è una specie di miracolo, perché poi tutta una serie di pecche che normalmente hanno i film low budget, questo film diciamo che ne ha molte di meno. Poi peraltro ho visto la cosa che non mi aspettavo, ma forse neanche te, la sala piena, anche per vedere un film che molto del tuo pubblico probabilmente sarà rimasto spiazzato, dico bene? Questo spiazzamento è stato uno spiazzamento positivo o li ha lasciati invece delusi? Beh, diciamo che ovviamente la maggior parte di quelli che poi mi vengono a parlare lì dove io sono andato al cinema e quindi ho incontrato il pubblico, diciamo la maggior parte di quelli che poi si fermano è comunque perché il film in qualche modo l'ha interessato, quindi diciamo i pareri più negativi probabilmente li ho evitati perché a chi non è piaciuto se è andato senza parlarmi, quindi non so quanto sia fedele come cosa, però no, diciamo che complessivamente mi sembra che ci sia stata una risposta molto interessata, cioè il pubblico esce molto colpito comunque dal film, sorpreso sicuramente, a volte anche sconvolto, comunque abbastanza coinvolto, questo sicuramente sì, ma me l'aspettavo, voglio dire, è un film che già di suo, come diciamo prima, non so se stavamo già registrando, era ancora in privato, è un film che tradisce le attese per chi magari si aspettava qualcosa di legato a ciò che mi ha reso celebre, insomma, sul web, ma è anche un film che in se stesso sorprende durante la visione perché cambia di tono in maniera abbastanza radicale, quindi se inizia come una commedia, diciamo, poi dopo prende strade estremamente più cupe,
meno prevedibili. Però il responso, diciamo, della maggior parte della gente è comunque quello che speravo, cioè veramente interessato al film, escono con tante domande ma incuriositi, cioè molto partecipi. Che tipo di... Quando ci sono andato io, diciamo l'età media del pubblico era anche piuttosto bassa, cioè nel senso, anche quella è un'altra cosa che mi ha fatto piacere, vedere che c'erano dai 20, 30 anni, 40 anni e via discorrendo. Anche questa è una cosa secondo me positiva, che non è da tutti, Svevo. Beh, diciamo, io anche col web ho sempre avuto, anche da quel punto di vista, diciamo, un seguito particolare, nel senso che ho un pubblico eterogeneo in termini di età, insomma, vado dai giovani, che sono quelli che poi più stanno sul web, ma ho anche un pubblico adulto, e questo poi me lo so portato pure in sala, cioè puoi imbatterti in ventenni come in settantenni pure, insomma, c'è un po' di tutto. Però a Luca io gli devo fare i complimenti per il lavoro che ha fatto, soprattutto per quanto riguarda il riadattamento del tema tormentone di Rameau, che in qualche modo imperversa in tutto il film. E non ho spoilerato nulla, ho detto semplicemente una cosa proprio diciamo così formale. Però la prima domanda che ti faccio è: come hai operato in tal senso? Avevi un'idea precisa di cosa fare? Ma non proprio, nel senso che secondo me Svevo non si aspettava un risultato così hard, anche se, anzi, in un certo senso se l'aspettava, ma non se lo augurava. Lui sa che io vengo dal metal, quindi insomma quando mi chiede di fare rock ci do giù pesante, insomma. Però chiaramente l'idea era quella di fare nei titoli di coda un semplice adattamento del tema di Rameau. Io non ho inventato quasi nulla. Poi con l'aiuto di un amico cantante, Enrico Fridleschi, abbiamo registrato questo coro in due, però fondamentalmente, perché anche le musiche chiaramente rientrano nel discorso low budget che abbiamo fatto prima, quindi non è che disponessi di un coro o di un auditorio, quindi tutto è stato comunque registrato comunque in un studio, insomma, in qualcosa di simile a quello che vedi. E niente, insomma, sì, Svevo mi ha dato le indicazioni comunque abbastanza precise, però mi sono sentito anche libero, insomma, di andare nella direzione artistica vicina alla mia sensibilità, che è quella del rock pesante, che si sente forse meno nella parte iniziale, un po' più in quella finale, insomma. Io addirittura nella parte finale sento quasi del prog, in qualche modo, mi ricordava. Sì, chiaramente, perché sì, quella è proprio... Insomma, le mie origini, insomma, la musica con cui sono cresciuto è quella lì. Ho iniziato col metal, poi come moltissimi di coloro che iniziano col metal ho scoperto il progressive rock degli anni 70 e da lì insomma tutto il resto. Mentre dei titoli di testa mi è rimasto impresso, prima parlavamo Svevo con Luca, che tutte e due, come vedi, abbiamo uno strumento simile qui dietro, perché io nasco come batterista, quindi ho apprezzato nella scena dei titoli di testa, quella dove c'è il drone che poi va verso la casa, eccetera, improvvisamente c'è uno strumento che prevale su tutti, soprattutto verso la fine, che è proprio la batteria. E poi tu mi dici che nasci come batterista, ho detto, allora ho capito, cioè nel senso, perché normalmente un compositore non va mai verso quello strumento lì dietro, a meno che non si chiama Antonio Sanchez di Birdman, per intenderci, dove c'è la colonna sonora di solo batteria. Ecco, la suonavi te la batteria, quella che ho sentito? Allora, sì, insomma, nel senso, io volevo dire una cosa su questo, nel senso che quell'intro è stato fatto su una musica testimone che Svevo mi ha suggerito, no? Come spesso accade, io chiedo sempre dei riferimenti abbastanza precisi, a volte spingendomi anche fino a dire sì, vabbè, ma che ci vorresti mettere tu se potessi scegliere la musica di qualcun altro? E per l'intro Svevo effettivamente mi aveva fatto un suggerimento abbastanza preciso, credo fosse l'intro dei Dire Straits. Quello sì. E quindi da lì è nata l'idea di
mia di metterci una batteria che fosse molto presente e sempre più incalzante, però era un po', c'era quello e poi c'era anche un altro brano testimone che mi avevi dato che invece era dei Fleetwood Mac, adesso non ricordo. Tusk. Esatto, Tusk di Fleetwood Mac. Insomma, quindi che la batteria dovesse essere molto presente non è stata una decisione mia, è stata dettata da queste idee. Reference, ok, reference. Altre di reference di quello lì sotto, Svevo? Nel senso, penso a livello stilistico forse sì, ma credo di aver, non dico ignorate, però sicuramente un po' bypassate. No, perché l'idea mia, soprattutto per i titoli di coda, che era la cosa più importante, perché quelli di testa sono arrivati dopo, mi sa. I titoli di coda, io volevo sicuramente un riadattamento del brano di Rameau in una chiave completamente diversa, per cui fosse comunque orecchiabile o rock, o addirittura penso che a un certo punto ti ho passato qualcosa di molto pop, dance, forse, non mi ricordo, cioè... Sì. non mi ricordo che forse qualcosa tipo degli ABBA pure posso aver passato. Può darsi. Posso assicurare a chi ci ascolta che poi Luca è proprio andato da un'altra parte. Però sì, posso ma lo sai qual è il discorso? Io di ABBA non ho sentito niente proprio abbastanza, ne faccio un discorso abbastanza, in un certo senso, come ti posso dire, cioè molto pragmatico, nel senso fare rock in un piccolo studio non è semplicissimo. Il rock ha bisogno di spazio, di vita, di elettricità, di gente che suona. Il metal è un discorso diverso perché l'estetica del metal negli ultimi anni si è trasformata sempre di più in qualcosa di molto geometrico, diversamente dal rock classico. Ed è per quello che io mi trovo poi, in fin dei conti, più facilmente a fare arrangiamenti metal quando si tratta di fare rock, piuttosto che andare a cercare sonorità un po' più, come ti posso dire, che grattano, quelle più autentiche, perché non è facile renderle in un studio con strumenti VST, quindi strumenti digitali con batterie non vere come quella lì. Non lo so, è anche un fatto proprio di necessità, oltre che di gusto mio estetico, insomma, orientato verso quel mondo là. Quindi mi stai dicendo di fare necessità virtù, dal momento che lo devi fare all'interno di un home studio che ha quel tipo di suoni e di grammatica lì, tanto vale lavorare su quello e non... Sì, diciamo che mi riesce più facile, più spontaneo, diciamo così, rendere quel tipo di sonorità là più geometriche, tipiche del metal moderno, piuttosto che quelle del rock classico, che secondo me invece hanno bisogno del gruppo. Avessi avuto il tempo, lo spazio, le risorse per registrare con un gruppo in studio, probabilmente il risultato sarebbe stato meno metal, diciamo. Secondo me fare di necessità virtù e quindi utilizzare un brano che poi è di pubblico dominio e che quindi ovviamente anche a livello di produzione non si pagano licenze di sincronizzazione e quant'altro, non esce sempre bene la ciambella in questo senso. Nel caso degli ospiti, questo brano ha anche un'importanza drammaturgica perché ha un senso anche all'interno della trama. Adesso, però questo mi dà l'idea, Svevo, che te o per questioni proprio pragmatiche o per questioni artistiche sei riuscito a fare quadrare anche l'intervento musicale. Quello che ti voglio chiedere è: già dall'inizio, già della stesura della sceneggiatura ci pensavi o in corso d'opera ti è venuta l'idea di farlo diventare un elemento, appunto, come dicevo, drammaturgico il pezzo? Bisogna calcolare che io ho un modo di lavorare con la scrittura particolare, nel senso che mentre normalmente si tende a buttare giù appena hai delle idee e incominci a scrivere, io elaboro tutto in testa e scrivo solo quando il film è pronto, quindi dire l'hai aggiunto dopo mi è difficile perché, nel senso, ovvio l'ho aggiunto dopo nell'elaborazione, ma quando sono andato a scrivere già c'era. E mi ricordo esattamente che nell'elaborazione del film a un certo punto mi sembrava un espediente molto interessante quello di avere uno stereo all'interno di questa villa, uno stereo poi in realtà non vediamo, e un brano che si ripete ogni volta che salta la corrente e che servisse anche come indizio per alcuni, diciamo, senza svelare troppo, però insomma servisse anche per risultasse appunto anche come un indizio, diciamo, in termini di trama, e avevo già scelto
questa cosa doveva essere associata al personaggio francese che c'è nel film, e quindi inizialmente avevo pensato a un brano di musica pop francese anni 80, ma che appunto in termini invece di possibilità economiche avrebbe creato dei problemi, perché bisognava andare a chiedere i diritti e tutto, quindi l'ho spostato subito su musica, chiamiamola insomma classica, anche perché io sono poi anche un appassionato insomma di musica colta, classica come la vogliamo chiamare, quindi insomma mi piace poter mettere dentro dei brani di questo tipo, e quindi è diventato, prima che definissi la sceneggiatura, sì, un elemento abbastanza presente e importante all'interno del film. La cura dell'audio, io ho sentito una cura impeccabile per quello che poi, ripeto, può essere un lavoro low budget per quanto riguarda l'audio. E quando sono andato a leggere peraltro i titoli di coda, ho letto insomma dei nomi molto interessanti che conosco perché questo è anche il mio lavoro, quindi vedo un Andrea Caretti, un Thomas Giorgi, un Filippo Moretti, vedo soprattutto che poi la post-produzione tu l'hai fatta alla Laser Film, che stiamo parlando di uno degli studi di post-produzione diciamo migliori che ci sono qui su Roma. Poi dopodiché vado a leggere una recensione del tuo film, così anche per capire dopo averlo visto cosa pensano anche gli altri, e trovo su Cinematograph una recensione di Eugenio Grenna, che mi piace fare ogni tanto la critica della critica, è bellissimo, e dove leggo questa sua esternazione: all'esterno del casale vero e proprio protagonista del film impazza il temporale, tuoni e fulmini ulteriormente sovradimensionati da un sound design ancora una volta posticcio e fin troppo figlio di un progetto low budget. Ecco, io penso che la critica possa essere, tu puoi criticare la resa finale del film, poi ci possono essere i gusti e via dicendo, ma andare a dire che questo film agli ospiti è un trattamento audio scadente a me sembra veramente esagerato. Siccome è la prima cosa che ho visto, una delle prime cose che ho sentito, perché i film non bisogna solo vederli, ma lo ripetiamo spesso qui, bisogna pure ascoltarli, allora ho chiesto a Svevo, sempre nell'intervista, e adesso vorrei che me lo ripetesse, credo che lui abbia una particolare attenzione all'audio. È sbagliato quello che dico, Svevo, o no? Non è sbagliato. Diciamo, io cerco di avere attenzione per tutte le componenti di un film, in questo caso. In un prodotto low budget, se ad esempio la fotografia è ovvio che è quella che viene penalizzata più facilmente, perché proprio in termini tecnici non hai il tempo materiale per preparare al meglio le scene in termini di luce e cose, e non hai neanche il materiale sufficiente per rendere il prodotto diciamo più professionale possibile. Sul suono invece, anche con un budget contenuto, puoi lavorarci meglio, e poi io ho la fortuna di avere amicizie, tra cui Andrea Caretti, che conosco da quando sono bambino, abbiamo fatto l'elementare insieme, quindi ho potuto chiedere a lui da amico di farmi un servizio del tutto professionale. Quella recensione che hai citato, devo dire che per fortuna è l'unica estremamente negativa che è uscita, forse fin troppo negativa, nel senso che traspare un astio, un sarcasmo nello scritto che secondo me non dovrebbe esserci in termini professionali, a proposito di critica della critica. E ha, diciamo, attaccato qualsiasi elemento del film, andando anche a attaccare il suono. Tutto si può dire, tranne che il suono sia low budget e amatoriale, appunto. Poi te può non piacere, però appunto, come hai detto tu, ci sono dietro fiori di professionisti, e c'è lo studio migliore forse che c'è a Roma. È un film estremamente parlato, in cui ovviamente quindi è fondamentale il suono, ma non solo per la presa, insomma, dei dialoghi dal vivo e tutto, ma proprio perché ho cercato di crearci sotto un tappeto di rumori, di sonorità musicali e non solo, che aiutano moltissimo, più della fotografia, che ripeto avevamo dei limiti inevitabili, aiutano molto nei diversi toni del film. Io sono molto fiero del lavoro che abbiamo fatto dal punto di vista proprio sonoro, anche sull'atmosfera, i tuoni.
posticcio, non lo so che intende, posticcio come, non so, comunque, poi non devo rispondere delle critiche che uno riceve. Però assolutamente ho fatto molta attenzione ed era un elemento importantissimo del film, perché in un film così dialogato e di atmosfera, se toppi quell'aspetto lì, crolla tutto il film. Invece secondo me, appunto, dal punto di vista del film si tiene molto bene e non ha niente da invidiare ai prodotti girati con milioni, insomma, di euro. Qual è un compositore o un gruppo di compositori di musica per film o delle colonne sonore che te, Svevo, ritieni molto, a cui sei affezionato o in qualche modo ti piacciono? Ecco. Ma io sono molto classico, sono un ascoltatore molto classico da tutti i punti di vista, quindi anche in termini di colonne sonore. Io non sono un grande amante della colonna sonora invadente. Per me, io preferisco la musica un po' meno... Cioè, a me i grandi film, quelli con le grandi scene molto musicate, non mi fanno mai, raramente mi fanno impazzire. Però, diciamo, comunque, cioè, nonostante io sono cresciuto da ragazzino, mi piace tantissimo, come a tutti, Morricone, John Williams, mi piace Hans Zimmer, ma insomma, anche da questo punto di vista Vangelis, sono molto classico, anche da questo punto di vista. Però magari mi piacciono, per esempio Morricone, mi piace tantissimo la musica Morricone, anche per i western, però non mi piacciono poi i western e non mi piacciono le scene dei western con le musiche di Morricone. Cioè mi piacciono in sé le musiche, ma non sono appassionato per esempio dello spaghetti di western o dei film di Leone. C'era una volta in America, per esempio, adoro la colonna sonora di Morricone, ma non adoro il film e è pomposo per me la scena, le scene di C'era una volta in America con le musiche Morricone sono pompose, però a sé mi piacciono le musiche Morricone. E invece è un film dove trovi l'abbinata musica, regia particolarmente efficace? Se vogliamo andare lì dove la musica è molto evidente e che mi piace, posso dire, anche lì sarò banalissimo, però i film di Kubrick hanno un lavoro sulla musica che mi fa impazzire. Poi però, ripeto, io sono più per musiche più di sottofondo. A me piace Clint Eastwood, ha un utilizzo della musica molto semplice, poche note, solo per sottolineare certi momenti, o anche Woody Allen, che però vabbè, lui pesca da tutto il repertorio jazz. Però ecco, non sono un grande appassionato, mi piacciono le musiche da film, però me le sento separatamente, cioè non per forza poi mi piacciono all'interno del... E invece Luca, chiedo a te. Allora, in ogni caso, allora, anche se anch'io vengo da studi di cinema come Svevo, l'abbiamo detto prima, ho fatto il DAMS, quindi in realtà, anzi, c'è stato anche un breve periodo della mia vita in cui sognavo di fare il regista anche io. Poi in realtà ho ceduto alla mia altra passione, che probabilmente è ed era quella più grande, quella per la musica. Nonostante questo, però, non sono un grande appassionato di colonne sonore in generale. E quindi mi troverei a citare un po' gli stessi riferimenti, quelli un po' più classici, che ha citato anche Svevo, aggiungendo quindi Morricone, forse Delorue e la Nouvelle Vague francese, e poi Desplat mi piace molto, devo dire, che insomma, che ha lavorato tanto con Wes Anderson e non solo, però insomma comunque sia, lui è un compositore, diciamo, di quelli più attuali che apprezzo tantissimo, cioè fa veramente un gran lavoro sui suoi film. Però quando penso a Morricone, in realtà sì, a parte chiaramente i grandi western di Morricone, cioè se ce n'è una a cui sono particolarmente legato di sue musiche è quella di Un sacco bello, per dirti, cioè la malinconia quel tocco naif di quella colonna sonora per me è spettacolare, cioè ecco, quello No, Morricone mi piace molto, diciamo. In tutto questo si vede la tua romanità e il fatto che stai a Parigi, perché da una parte sei uno dei pochi compositori che mi dice che conosce Delorue e Alexander Desplat, sì, secondo me la colonna sonora di Grand Budapest Hotel è una cosa spettacolare di più. Però ci abbini Morricone di Un sacco bello, è Morricone minore. Bellissimo. Sì, secondo me c'è tanto del fascino di quel film, del fascino malinconico di quei film là, i primi di Verdone, viene anche da quella musica lì, insomma. Col consueto fischio, che però è un fischio triste rispetto a altri fischi più allegri che lui utilizzava. Allora, mi dite una canzone
però legata a un film, è la movie song di un film. Allora aspetta, lo dico, lo faccio con tutti. Faccio questa domanda dopo blocco la registrazione, ci pensate 5 minuti e me la dite. Allora, avete 5 minuti di tempo per pensarci. No, io ce l'ho tante di canzoni, però magari non le ho conosciute dal film, ho conosciuto prima la canzone anche se era originale per il film. Va bene lo stesso, va bene. No, perché io penso a Lance Armstrong, l'amour en fuite. Mo stiamo a fare i francesi qua, però troppe cose francesi. Mi mettete a dura prova. Poi me lo scrivi, perché mica ho capito che hai detto, però me lo scrivi. Come si scrive fuite, Luca? Ah, vabbè, allora fammi i figli. Fuite. Dai, così, no? Fuite. Il napoletano. Fuite. Sul show come si scrive? Sul show si scrive SOUCHON. Ah, vabbè. Il film di Truffaut si chiamava così? La fai in italiano ti dico come si chiama? L'amore fugge. Ah, l'amore fugge. Ok. Ah, ma scusa, fammi capire, la canzone è proprio il titolo del film, coincide col titolo del film. Ah, ok. Ok. Ma fantastico. La senti, poi la conosci, è un classico francese. Va bene. Luca, tu ci hai pensato? In realtà stavo pensando, mi piacciono sempre molto le canzoni dei film di James Bond, no? Ah. Quella di Adele, come si chiama? Si chiama Skyfall. Skyfall, bellissima. Ok, però, vai. Rimanendo in tema, anche Live and Let Die di Paul McCartney. Però ci sta anche quella di Alicia Keys, che è bellissima, ragazzi. Senti, l'ultima domanda è: adesso che cosa accade? Questo film è riuscito a aprire porte che prima non erano aperte? Quella del salone di casa mia, per ora no. Al momento ancora no, non ha aperto nulla. Vedremo a fine corsa, vediamo. Ma perché in realtà siamo ancora all'inizio, perché abbiamo ancora fatto tantissimo, ma poco, perché il grosso l'abbiamo fatto a Roma e invece bisogna cercare di andare su tutto il territorio, quindi è ancora lunga la strada e spero di riuscire ad andare avanti. Poi vedremo, ma non si apre niente, perché è un sistema chiuso, non è che lo apri così a voglia, apri il sistema del genere. E con questo raggio di sole noi andiamo a salutare Svevo Moltrasio e Luca Obu Geiger, veramente in vesti diverse hanno fatto questo piccolo gioiello che si chiama Gli Ospiti, che noi consigliamo a tutti e che gli auguriamo veramente di andare ovunque in Italia e magari anche fuori. Beccate questa, Svevo. Certo. Ciao, grazie. Grazie a te, Marco. Ciao.